da Sicilia 24, questi i nostri titoli di oggi. Catania, spento all'alba il rogo che ha distrutto l'edificio del teatro al centro fieristico Le Ciminiere. La procura ha aperto un'inchiesta per incendio e disastro colposo. Il comandante dei Vigili del Fuoco, le fiamme innescate dall'esterno. Palermo riprenderanno domani gli interrogatori dei 18 indagati nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti truccati in Sicilia. Ieri le prime ammissioni, nuove reazioni politiche al vetriolo. Cateno De Luca regala un diserbante a Schifani per disinfettare la regione. Storia a lieto fine a Comiso nel Ragusano durante un temporale. La piena del torrente che attraversa la città trascina una donna, la signora è salva grazie all'intervento dei carabinieri. A un mese e mezzo dal Natale i prezzi dei voli da e per la Sicilia sono già schizzati alle stelle. Ritorna il bonus sconto del 25% della regione, ma solo per i residenti nell'isola. Si è conclusa la missione Cuori Ribelli del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina in Camerun. Sono stati 38 gli interventi in 8 giorni che hanno restituito speranza di vita ai piccoli pazienti operati. Calcio, il Catania si gode il primato in classifica e si concentra sulla partita di sabato a Casarano. Per Toscano non è ammesso alcun calo di concentrazione. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con il grave incendio di Catania, iniziato ieri pomeriggio alle 17. Ci sono volute tante ore per poter circoscrivere l'incendio che ha toccato e che ha distrutto soprattutto l'edificio della parte teatro al centro fieristico Le Ciminiere. La procura ha aperto un'inchiesta per incendio e disastro colposo, ma ci dice tutto Giusy Lazzara. La colonna di fumo squarcia il cielo all'imbrunire. Nel centro fieristico delle Ciminiere di Catania l'incendio divampa in pochi minuti e distrugge il piano superiore del teatro da 1200 posti. Di questo spazio, nato dall'estro dell'architetto Giacomo Leone, non esiste più niente. Oggi, dopo 12 ore di lavoro dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme, resta solo questo scheletro devastato dal fuoco. Nessun ferito, ma si vuole capire la dinamica e le cause. Il rogo si sarebbe sviluppato in una zona dove si lavorava sull'impalcatura per la manutenzione del tetto. È stato un incendio che è partito dall'esterno del teatro, quindi un cosiddetto incendio di facciata, che si è propagato lungo questo involucro ligneo che avvolgeva interamente il teatro e ha aggredito in maniera molto significativa la cupola che, essendo interamente in materiale legnoso, a un certo punto ovviamente non ha retto, non essendo cemento armato, ed è collassato. Salvo solo il primo piano dell'edificio in cemento armato. Quindi dovremo mettere sotto sequestro la zona interessata all'incendio e alla messa in sicurezza ovviamente delle strutture che ancora sono pericolanti. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per incendio e disastro colposi. Adesso l'area che si preparava ad accogliere incontri e iniziative natalizie dovrà essere messa in sicurezza e solo nei prossimi giorni si valuterà se riattivare anche i musei e tutte le zone fieristiche. Il sindaco di Catania Trantino, dopo un sopralluogo durante l'incendio, pensa già alla ricostruzione e in un post richiama la forza di reazione della città. E veniamo adesso alle ripercussioni di un evento quale quello che vi abbiamo appena raccontato. Intanto sul traffico ferroviario, centinaia sono stati i passeggeri bloccati alla vicina stazione. Ma sentiamo Tonino De Mana. Ancora una volta Catania nelle emergenze non risponde. Mentre i vigili del fuoco di Catania combattevano per domare l'incendio alle Ciminiere, altre persone combattevano per tornare a casa, visto che, per motivi di sicurezza, considerata la vicinanza dei binari, è stato necessario fermare il traffico ferroviario da e per Catania. Non le manda a dire Giosuè Malaponti, presidente del comitato pendolari, uno dei tanti rimasti bloccati a causa del blocco forzato dei treni. Enormi disagi per i pendolari alla stazione centrale di Catania, nessuna informazione, nessun bus sostitutivo se non un servizio taxi messo a disposizione alle 23 da Trenitalia per dar modo ai molti pendolari di poter raggiungere le proprie abitazioni, tenuto conto gente che è uscita da casa alle 6 del mattino per fare il rientro dopo la mezzanotte. Serata da incubo per i pendolari di rientro ad Acireale, Giarre, Fiumefreddo e nei paesi dell'Interland Ionico, ed è andata peggio ai passeggeri diretti nella capitale.
Un calvario per i passeggeri dei 2 intercity notte Siracusa-Roma, bloccati per diverse ore alla stazione di Catania per ripartire dopo l'attivazione delle linee, che si presume sia stata intorno alle 3. La situazione è tornata alla normalità solo alle prime luci del giorno. Cambiamo pagina, riprendono domani gli interrogatori dei 18 indagati nell'ambito dell'inchiesta su appalti truccati nella sanità in Sicilia. Ieri intanto le prime ammissioni. Manlio Viola. Una pausa per mettere insieme quanto raccolto negli 8 interrogatori di ieri e preparare gli interrogatori di domani. Pubblici ministeri e GIP oggi lavorano sulle carte, calando nel contesto dell'inchiesta le timide ammissioni che sarebbero state fatte dalla presidente della commissione di assegnazione della gara da 17 milioni dell'ASP di Siracusa, Giuseppa Di Mauro, che avrebbe confermato che il rinvio dell'aggiudicazione alla DUSMET era avvenuto su pressione dell'allora direttore generale dell'ASP Alessandro Maria Caltagirone, nominato ai vertici dell'azienda secondo l'accusa su indicazione di Saverio Romano, e che i punteggi delle ditte partecipanti erano stati modificati. Ferdinando Aiello, consulente che avrebbe mediato fra l'impresa e l'azienda sanitaria, ha invece respinto ogni accusa. Rinviato l'interrogatorio di Paolo Emilio Russo, altro componente della commissione di gara. Per tutti pende la richiesta di arresto su cui il GIP si pronuncerà nei prossimi giorni. Nella mattinata a comparire davanti al GIP di Palermo Carmine Salustro, ieri, oltre ad Aiello, era stato Vito Fazzino, manager dell'ASP di Siracusa, che ha invece portato carte e fornito spiegazioni che hanno convinto gli inquirenti tanto da indurre la procura a ritirare la richiesta di misura cautelare nei suoi confronti. Domani toccherà ad Alessandro Maria Caltagirone, il manager dell'ASP di Siracusa sospesosi, rispondere alle domande dei PM e del GIP sulla gara Dusman. Poi si passerà al concorso per 15 stabilizzazioni all'ospedale Villa Sofia, partendo dall'ex manager dell'ospedale Roberto Colletti e continuando con Antonio Iacono, e infine dalla presunta tangente al consorzio di bonifica della Sicilia occidentale, con l'interrogatorio del direttore generale Giovanni Tomasino, nei confronti del quale intanto la Regione ha avviato un procedimento disciplinare. Solo dopodomani, venerdì 14 novembre, infine davanti al GIP compariranno Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, Carmelo Pace, Vito Raso e Saverio Romano. Dal sit-in di ieri del Fronte Progressista al regalo davvero particolare Renato Schifani del leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca. L'inchiesta su sanità e appalti continua a smuovere le acque politiche. Marco Gullà. Il diserbante con quello che è lo strumento che è utilizzato in agricoltura e non solo per disinfettare, che comunemente viene detta pompa. Il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, si recherà a Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della regione siciliana, per consegnare un pacco regalo al governatore Renato Schifani. All'interno c'è questa pompa irroratrice per il diserbante. Bisogna liberare il sistema da incrostazioni che ormai sono denominate lobbizzazione dei servizi pubblici essenziali. De Luca sottolinea le dimissioni di Schifani a che cosa servono, a chi sono utili, non servono. Schifani è stato eletto dai siciliani. E Schifani ha il dovere, il diritto e l'obbligo, mi permetto di dire, di governare ed amministrare questa terra, ma di farlo con buon senso e soprattutto cambiando quelli che sono gli elementi strutturali e patologici di questa terra. Ieri invece il Fronte Progressista ha chiesto le dimissioni del governatore Schifani tramite un sit-in davanti Palazzo d'Orleans. Decuffarizziamo la Sicilia, lo striscione retto da PD, Movimento 5 Stelle controcorrente. Oggi vertice del centrodestra, ma senza gli autonomisti di Raffaele Lombardo, che annunciano di non partecipare al confronto. Una posizione defilata in attesa di schiarite ufficiali. E si sono definitivamente aperte le porte del carcere per 5 trafficanti di droga vicini al clan Santa Paola, che agirono dal 2003 al 2004 ad Acireale nel Catanese, che dovranno scontare pene definitive che vanno da 7 anni e 2 mesi fino a 14 anni di reclusione. Nei giorni scorsi la polizia ha dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura Generale di Catania a seguito di sentenza passata in giudicato. 2 dei condannati, padre e figlio, e un terzo parente dei primi 2, si erano allontanati un paio di giorni prima dell'emissione del provvedimento esecutivo con un volo partito da Catania, destinazione Centro Italia, per poi costituirsi in una casa circondariale in Toscana, mentre il quarto, dopo essersi sottratto alla cattura in un primo momento, si è costituito in un carcere calabrese. Il quinto ha ricevuto notifica dell'ordine restrittivo nel carcere in cui era già detenuto per altra causa. A Palermo ha chiamato
i carabinieri dicendo di avere accoltellato l'ex compagna e di volerle dare fuoco. L'allarme a Ficarazzi. In un casolare abbandonato i militari hanno trovato una donna terrorizzata e un uomo che urlava e minacciava la vittima anche davanti a loro. È stato subito arrestato. La donna ha raccontato ai carabinieri di essere stata afferrata per la gola e minacciata con un coltello. E adesso una storia a lieto fine che arriva dal Ragusano, esattamente da Comiso. Un temporale improvviso provoca la piena del torrente che attraversa la città. La piena e la forza di quest'acqua trascina il corpo di una donna che però è stata salvata dai carabinieri. Ci racconta questa storia Veronica Barbarino. Era una strada che percorreva ogni giorno, ma stavolta, per la signora Tina, quel breve tragitto si è trasformato in un incubo. Ci troviamo a Comiso, dove la 64enne, a causa del forte temporale di venerdì scorso, è stata sorpresa dalla piena improvvisa del torrente Cucca, che ha trasformato via Duca d'Aosta in un fiume in piena. Io parcheggio di solito sempre qua, però stavolta non c'era posto e ho messo la macchina lì, dove è questa rossa. Avevo l'ombrello, se buono mi appoggio e così mi trattengo. Nella macchina sono arrivata, nella ruota. Mi sono tenuta, però la forza dell'acqua era troppo e così sono scivolata da tutto qua, che qua era un fiume. La donna, trascinata via per diversi metri, è riuscita poi ad aggrapparsi ad una transenna. Però le mani non ce l'hanno fatte, sono uscita a velocità. Io qua sono morta. Proprio in quel momento una pattuglia dei carabinieri in transito ha notato la scena. I militari hanno fermato l'auto e senza esitare, con l'acqua alle ginocchia, sono riusciti a raggiungere Tina, portandola in salvo. Mi hanno alzata, mi hanno dato un poco d'acqua qua nel bar, sono state tutte gentilissime. Nella disgrazia ho avuto questi due angeli che mi hanno salvato. Scossa e con alcune contusioni, ha rifiutato il trasporto in ospedale, preferendo tornare a casa. Una storia di paura e prontezza che la città non dimenticherà facilmente. A Palermo ladri hanno rubato 40.000 euro dalla cassaforte del supermercato in via dell'Orsa Minore. Ad accorgersi del colpo sono stati i dipendenti non appena entrati al lavoro. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. È intervenuta anche la scientifica che ha eseguito i primi rilievi. E adesso parliamo del caro voli, sì, perché manca un mese e mezzo al Natale e già nei siti di prenotazioni delle compagnie aeree i prezzi dei voli per la Sicilia sono già schizzati alle stelle. Desire Ferlito. Inseriamo l'aeroporto di partenza, Milano, per Palermo, partenza lunedì 22 dicembre, ritorno 27. 444 euro da Milano Linate a Catania e viceversa. Si avvicina il Natale e il caro voli si ripresenta puntuale come gli addobbi natalizi. Stessi giorni della settimana, date ipotetiche di febbraio. Ecco che i prezzi scendono più del 50%. Dalle low cost a ITA è un rincorrersi di aumenti. Aggiungendo il bagaglio il prezzo lievita di altre 100 euro. Meno caro viaggiare dalla capitale per merito della maggiore disponibilità dei voli di diverse compagnie aeree. Con Ryanair si spendono da 150 a 250 euro a persona andata e ritorno, una cifra simile a quella di Aero Italia che con ITA Airways applica automaticamente lo sconto del 25% della regione siciliana, ma solo per chi, anche se fuori sede, è ancora residente in Sicilia. L'elenco dei voli dai costi proibitivi è già lunghissimo, da 700 euro per arrivare a Palermo da Londra, per poi ripartire la prima settimana di gennaio con ITA, a circa 400 euro da Bologna verso Palermo e Catania con Ryanair. Un problema che non risolve certo il treno Sicilia Express, poco più di 500 i posti disponibili, finanziato dalla regione che quest'anno, puntualizza l'assessora ai trasporti Aricò, costerà quanto lo scorso anno. E si è conclusa l'ennesima missione Cuori Ribelli del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, che ha visto l'equipe del dottore Sasha Gati in Camerun. Sono stati 38 gli interventi in 8 giorni, pensate 106 nel 2025, che hanno dato speranza di una vita a tanti piccoli pazienti nel mondo. Francesco Triolo.
Si è conclusa la quarta e ultima missione in Camerun del team del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo di Taormina, diretta da Sasha Gati, impegnata nel progetto Cuori Ribelli. In 8 giorni di attività al General Hospital di Yaoundé sono stati operati 38 bambini affetti da gravi cardiopatie congenite, portando a 106 il numero complessivo di interventi eseguiti nel 2025. Noi abbiamo cercato di dare in questo anno il massimo che riuscivamo per loro, per mettere nelle condizioni migliori per affrontare, per continuare questa attività che è molto difficile, molto complessa e che ha bisogno continuamente di essere supportata. Per noi sicuramente è stato un grande impegno, non una grande fatica, ma sicuramente il risultato ti soddisfa e ti dà la grande voglia di continuare, di portare avanti un progetto al quale siamo fortemente legati. Il progetto, finanziato dalla Onlus Una Voce per Padre Pio con il supporto dell'ASP di Messina, ha consentito all'equipe del CCPM di Taormina di lavorare fianco a fianco con i colleghi camerunensi. Il giorno in cui è stato eseguito l'intervento numero 100, l'equipe ha ricevuto anche la visita della nuova ambasciatrice d'Italia in Camerun, Natalia Sanginiti, che ha potuto constatare di persona il clima di collaborazione e umanità all'interno del reparto. Durante la missione sono state trattate diverse patologie cardiache congenite, dalle più comuni fino ai casi più complessi, bambini che in precedenza non avevano possibilità di cura. La missione di Yaoundé si conclude, ma il team del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica continuerà a portare speranza. A dicembre sarà per la prima volta in Benin, dove il diritto alla salute è ancora un privilegio. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, poi andremo ad Agrigento per l'apertura dell'Efebo d'Oro, ovvero la 47esima edizione del Film Festival. A tra poco. Siamo tornati in studio. Cinema e Impegno Civile si incontrano ad Agrigento. Al Concordia infatti si è aperta la 47esima edizione dell'Efebo d'Oro Film Festival, che quest'anno guarda ai conflitti del presente e al potere del cinema come strumento di verità e memoria. Davide Sarto. Al Cinema Concordia di Agrigento si è alzato il sipario sulla 47esima edizione dell'Efebo d'Oro Film Festival, inaugurata dal Focus Film Palestine, che richiama con forza l'attenzione sul dramma di Gaza e sul potere del cinema di raccontare l'umanità dietro il conflitto. Protagonisti i registi Stefano Savona e Sefide Farsi. Il primo con Piombo Fuso, documentario girato nella striscia di Gaza. La seconda in collegamento da New York con Metti la tua anima nella tua mano e cammina, dedicato alla fotoreporter Fatima Assona, uccisa in un raid israeliano. In dialogo con loro la scrittrice Evelina Sant'Angelo per un confronto intenso su cinema, verità e memoria. In occasione di Agrigento, Capitale della Cultura 2025, l'Efebo proseguirà al Concordia fino al 15 novembre e poi a Palermo dal 26 al 30 novembre. E adesso parliamo del dialetto siciliano, che trova maggiore vigore e forza, e lo fa attraverso la musica, le voci e soprattutto le anime, in particolare di giovani cantautrici, alcune famosissime, altre che si possono considerare delle straordinarie esordienti. Il tutto nel servizio di Eva Spampinato. Il poeta siciliano Ignazio Buttitta temeva la morte del dialetto. Gli artisti invece lo hanno mantenuto vivo per ampliare le potenzialità espressive dell'italiano standard. Lo scriveva già il linguista Roberto Sottile, analizzando oltre 250 testi musicali, da Franco Battiato a Carmen Consoli, che, fatalità, oggi ritorna dopo tanti anni con un nuovo album interamente in siciliano. Rosalia, una delle voci più innovative e influenti del pop mondiale, nel suo nuovo album inserisce un brano in dialetto siciliano, Focuranni, omaggio diretto a Santa Rosalia. E poi c'è Idda Valeria Romeo, giovanissima cantante catanese, che riscopre gli antichi canti dei mestieri siciliani.
E oggi, dopo il telegiornale, Sicilia 24 Focus si occuperà di salute mentale, dei servizi e dei nuovi progetti che l'ASP di Catania, utilizzando fondi europei, sta mettendo in campo per l'inclusione sociale delle persone più vulnerabili. In studio con Adelaide Barbagallo, il dottore Carmelo Florio, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Catania, in collegamento la dottoressa Grazia Razza, dirigente psicologo del Centro Alzheimer ASP di Catania. Le vostre domande potranno arrivare con un messaggio WhatsApp al nostro 342 74 55 005. Il tutto tra poco, dopo la sigla del nostro telegiornale, in televisione, quindi su Telecolor, ma anche in streaming sul nostro sito siciliaweb.it. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa, poi c'è il calcio. Siamo al calcio con il Catania che si gode il primato in classifica e si concentra sulla sfida di sabato prossimo contro il Casarano. I pugliesi, lo ricordiamo, sono reduci da 4 sconfitte consecutive, ma mister Toscano non si fida e naturalmente chiede la massima concentrazione. Tonino De Mana. Guarda tutti dall'alto verso il basso ed ora non può più nascondersi. Per la promozione diretta in Serie B il Catania c'è. A fronte di scongiuri più o meno legittimi, la squadra di Mimmo Toscano punta al bersaglio grosso, spinta da un pubblico che dopo le delusioni degli ultimi anni è autorizzato a sognare. Dopo 13 giornate comanda il Catania, che adesso è chiamato a confermarsi a partire dalla sfida di sabato, calcio d'inizio alle 14:30 sul campo del Casarano. Trasferta delicata sì, ma non impossibile, al cospetto di un avversario che sembra aver tirato il freno a mano con 4 sconfitte nelle ultime 4 partite che hanno smorzato l'entusiasmo iniziale. Ad aggravare la situazione i numeri della difesa, con 13 reti al passivo negli ultimi 4 incontri. Catania che deve quindi approfittare dello stato di appannamento dei pugliesi e per farlo ha un solo risultato: vincere. La partita casalinga contro l'Altamura ha confermato i progressi di una squadra che sembra aver blindato la difesa, soprattutto al Massimino, dove ancora non ha subito reti. Una crescita di gruppo che coinvolge tutti i reparti, perché se la difesa non prende gol il merito è anche del prezioso lavoro dei centrocampisti. Seduta mattutina per i rossoazzurri, assenti lungodegenti Aloi, Martic e Chilafi, quest'ultimo operato a Roma dal professore Mariani per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ancora out per squalifica Gherardi. Ed è con questo servizio che finisce questa edizione di Sicilia 24. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 19. Vi lascio adesso al nostro Focus, curato in studio dalla collega Adelaide Barbagallo. A tutti un buon proseguimento di giornata.